Mentre oggi in tutta la regione si registrano 357 nuovi casi di contagio da Covid-19, in provincia di Venezia sono 93 in più. Il numero delle persone che attualmente risultano positive sale quindi a 1472, la maggior parte dei quali asintomatici, mentre in regione si è toccata quota 8138. Guardando ai ricoveri, invece, sono attualmente 443 i pazienti in cura negli ospedali veneti, dei quali 339 positivi, 40 gravi e 104 negativizzati. In provincia di Venezia ci sono 22 persone ricoverate a dolo, tra cui una grave, 29 ai Santi Giovanni e Paolo di Venezia, 2 in terapia intensiva, 26 all'ospedale All'Angelo di Mestre, 4 gravi, 1 al Fatebenefratelli Fratelli, 14 a Villa Salus, 1 a Noale, 15 a Jesolo, una in terapia intensiva a San Donà e una a Portogruaro. Un piccolo record che l'ULSS 3 detiene rispetto alle altre province è quello che riguarda il maggior numero di situazioni scolastiche dove risulta almeno un caso, sono 104, mentre l'ULSS 4 detiene il record con il maggior numero di docenti e operatori in quarantena preventiva, 107.